Sì, è nata, siamo contenti che sia nata, ci impegneremo, insomma ringrazio i colleghi per la fiducia che mi è stata accordata come Presidente e le colleghe dell'Ufficio di Presidenza, perché insomma sarà un Ufficio di Presidenza al femminile, questo insomma credo che dopo l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che comunque vedeva tre donne all'interno dell'Ufficio di Presidenza, adesso abbiamo un Ufficio di Presidenza della Commissione d'inchiesta completamente femminile, con la collega Cecchetto come Vicepresidente e con la collega Briscaccini invece come Segretaria della Commissione. E questo è un primo passo. L'obiettivo è quello chiaramente di fare piena chiarezza su quello che è successo, piena chiarezza per riuscire anche a dare una prospettiva comunque futura al Veneto sulla base di quello che non è andato. Quindi da una parte chiarezza piena, senza indugi, e dall'altra la costruzione comunque anche di una visione e di prospettive future attraverso quelle che saranno le audizioni, quelle che saranno diciamo anche le consultazioni che sono già previste nel provvedimento che era stato votato dall'Aula e che condivideremo eventualmente ulteriori audizioni e consultazioni con i membri della Commissione stessa. Commissione d'inchiesta partita oggi con il nuovo ufficio di presidenza tutto al femminile, quindi una sensibilità tutta particolare per questo periodo così importante e anche critico per la nostra regione. Abbiamo modo di rivedere tutto il periodo che riguarda la pandemia in tutti i suoi dati, in tutte le sue particolarità. Saranno sedute in streaming per chi vorrà seguirci e poi tutti i verbali verranno mandati in procura come da indicazione del Presidente Zaia. Avremo modo così tutti insieme di rivedere questo periodo difficile per la nostra regione alla luce di tutti i dati che potremo e che riusciremo ad avere in mano.